Buongiorno, le principali notizie. Ancora sangue sulle strade siciliane, alle porte di Palermo un ciclista travolto e ucciso da un mezzo pesante. Nel Catanese perde la vita un motociclista nello scontro con un'auto. A Enna, dopo la rivolta dei detenuti, nuova aggressione in carcere. Ferito a coltellate un medico dell'ASP di Palermo, colpito al volto e alla spalla, arrestato l'aggressore, voleva una carrozzina per una parente ma la documentazione non era completa. Picchia la madre e poi si lancia nel vuoto dalla sua abitazione, morto un uomo a Comiso nel Ragusano. A Catania esplosi colpi di pistola contro l'abitazione di un pregiudicato di San Leone, possibile un collegamento con le recenti sparatorie in città. A Palermo è stato presentato il festino di Santa Rosalia tra fede, tradizione e innovazione al centro del carro, il carro dedicato all'ambiente. Calcio, il mercato del Catania sta per entrare nel vivo, oggi la presentazione del direttore sportivo Varrada, domani dopo le visite mediche la prima fase del ritiro al Massimino. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Muore travolto da un camion davanti a un noto bar di Bagheria. Siamo nel Palermitano, ancora un ciclista ucciso in un drammatico incidente stradale e anche nel Catanese c'è stato un altro incidente mortale. Sentiamo Maglio Viola. Un altro ciclista investito e ucciso sulle strade del Palermitano. È successo a Bagheria, nei pressi dello svincolo dell'autostrada di fronte al noto bar di Iva. La vittima si chiamava Ignazio Tomasello e aveva 84 anni. L'uomo si è scontrato con un mezzo pesante, è stato sbalzato a terra ed è morto poco dopo l'impatto. Rapido ma inutile l'intervento dell'ambulanza. Il personale del 118 ha tentato una rianimazione ma si è presto arreso e ha dovuto constatare la morte del malcapitato. La polizia municipale di Bagheria ha fermato il conducente del camion e lo ha accompagnato in ospedale per i controlli sanitari del caso, inclusi i test tossicologici e l'alcol test. Si tratta del secondo incidente mortale che riguarda un ciclista negli ultimi giorni del Palermitano. Una ventina di giorni fa, esattamente al pomeriggio di domenica 21 giugno, a perdere la vita era stata Nicoleta Mirellu Rusu, 41 anni, falciata da un'auto piombata su un gruppo di ciclisti da dietro una curva lungo la strada provinciale che da Monreale porta a Pioppo. Nelle stesse ore della tragedia di Bagheria invece un altro incidente è avvenuto a Catania lungo la strada statale 114, la Orientale Sicula, ed è costato la vita a un motociclista che ha perso autonomamente il controllo del suo mezzo. Dopo la rivolta dei giorni scorsi resta alta la tensione all'interno della casa circondariale di Enna perché c'è stata un'altra aggressione ad un agente della polizia penitenziaria da parte di un detenuto che ora l'agente è stato trasportato in ospedale. È un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni dell'istituto e la sicurezza del personale in servizio. Salvo Calacciura. Non si placa la tensione nel carcere di Enna a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione. Oggi un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di origine straniera durante il servizio. Il poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Enna, dove è tuttora ricoverato per approfondimenti diagnostici. L'episodio riaccende l'allarme lanciato dai sindacati. L'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, attraverso il consigliere nazionale Filippo Bellavia, definisce la situazione dell'istituto insostenibile e torna a denunciare la cronica carenza di personale, i turni di servizio sempre più gravosi e la necessità di adottare misure più efficaci per la gestione dei detenuti ritenuti più pericolosi. Per quanto riguarda invece l'aggressione al medico accoltellato a Palermo nel centro dell'ASP per la fornitura dei presidi, un uomo pretendeva una carrozzina elettrica per una sua parente ma la documentazione era incompleta. Al rifiuto del dirigente è scattata la violenza. Sentiamo Marco Gullà. Pretendeva la consegna di una carrozzina elettrica per una sua parente, ma la documentazione presentata era incompleta. Al rifiuto del medico ha reagito con violenza. Così Francesco Paolo Sutera, dirigente dell'ASP di Palermo in servizio nel centro di via Arcoleo, è stato accoltellato. Il medico è stato raggiunto da due fendenti, uno alla spalla e uno al volto, in prossimità del naso. Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico, non è in pericolo di vita. Non contento della risposta del nostro dipendente, lo ha aggredito prima colpendolo con un coltello al naso e poi il nostro dipendente è uscito nel tentativo di scappare. Ovviamente è stato accoltellato sulla spalla sul lato sinistro. Fortunatamente c'erano operatori
delle nostre ditte che collaborano con noi, che hanno in qualche modo impedito che fosse compiuto un atto ancora più a rischio per il dipendente. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, momenti di panico all'interno della struttura, con tracce di sangue ancora visibili sul pavimento. Sarebbero state le urla del medico ad attirare l'attenzione delle persone presenti e della guardia giurata, che ha contribuito a fermare l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Alla luce della gravità delle ferite, in particolare di quella riportata al volto, non si esclude che la procura possa contestare all'aggressore l'accusa di tentato omicidio. La polizia di Gela ha recuperato 1,4 kg di monili in oro, frutto della rapina avvenuta nel pomeriggio del 24 aprile in corso Vittorio Emanuele, ad opera di 2 pregiudicati di Gela, 2 cugini di 40 e 30 anni, i quali con il volto travisato a bordo di uno scooter avevano rapinato un commerciante di gioielli. Gli autori della rapina lo scorso 3 maggio erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Gela. E vediamo sempre, andiamo a Comiso, perché c'è stata una tragedia familiare, siamo nel Ragusano, nelle prime ore infatti di ieri sera. Un uomo di 50 anni ha aggredito la madre e subito dopo si è lanciato nel vuoto da un cavedio dell'abitazione. Trasportato in ospedale, è morto poche ore dopo, la donna è ricoverata in prognosi riservata. Sentiamo Veronica Barbarino. Una furia improvvisa, l'aggressione alla madre e pochi istanti dopo il gesto estremo. Si è consumata così una tragedia familiare a Comiso, nel Ragusano, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi lanciato nel vuoto dall'abitazione in cui viveva con la madre. Intervenuta la polizia, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito la donna all'interno dell'abitazione, dove gli investigatori hanno trovato evidenti tracce di sangue. Subito dopo si sarebbe diretto verso la porta finestra e si sarebbe gettato all'interno di un cavedio. La caduta è stata parzialmente attutita dal balcone di un appartamento sottostante, ma l'impatto gli ha provocato gravissime lesioni anche agli organi interni. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo. La madre è gravemente ferita e ora in prognosi riservata. Una tragedia annunciata. L'uomo soffriva infatti di gravi disturbi psichiatrici che in passato avevano reso necessario anche il ricovero in strutture specializzate. Nuovi colpi di pistola a Catania, questa volta preso di mira l'appartamento di un pregiudicato nel quartiere di San Leone, dove la polizia ha trovato un bossolo e ha avviato le indagini. L'episodio si inserisce nella scia di decine di sparatorie registrate negli ultimi mesi proprio a Catania. Sentiamo Eva Spampinato. Ancora una notte rotta dai colpi di pistola nei quartieri popolari di Catania. Questa volta a essere presa di mira è l'abitazione di un pregiudicato. Siamo nel rione di San Leone, tra via Palermo e Corso Indipendenza. Gli agenti delle volanti e quelli della mobile della polizia sono intervenuti perché intorno a mezzanotte qualcuno ha centrato una finestra del primo piano di questo palazzo di via Goito, all'angolo con via Pisacane. Finestra che questa mattina era serrata dalle tapparelle. In strada gli agenti hanno poi trovato un bossolo di pistola, un episodio sul quale adesso si indaga per capire se sia collegato alle ultime sparatorie avvenute in città appena 24 ore prima. San Cristoforo, San Giovanni Galermo, San Merillo, Picanello, Librino, San Leoni, Lineri sono i quartieri dove la tensione resta più alta. Nell'ultimo anno e mezzo si contano più di 20 sparatorie con centinaia di colpi esplosi e feriti. E si compone la fotografia di una criminalità armata, anche giovanissima, con meno omicidi eccellenti, ma più azioni dimostrative, intimidazioni, regolamenti di conti legati soprattutto al controllo delle piazze di spaccio. Spari in aria, raffiche contro abitazioni, attività commerciali, incursioni scooter, segnali di una competizione sempre più aggressiva tra gruppi criminali che cercano di riaffermare il proprio controllo sul territorio. Nonostante le tantissime iniziative civiche e la pressione delle forze dell'ordine tra blitz continui e arresti, il fenomeno è tutt'altro che esaurito. A Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, un uomo di 56 anni è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di 9 metri mentre eseguiva lavori di ristrutturazione nella propria abitazione, mentre invece ad Agrigento resta aperto il giallo sulla morte di Gerlando Brucceri, il 53enne deceduto mentre era al lavoro nel cantiere del viadotto Morandi. Davide Sardo.
E ancora avvolta nel mistero la morte di Gerlando Brucieri, il 53enne agrigentino deceduto nel cantiere del viadotto Morandi, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla tragedia. Sarà l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore a stabilire le cause del decesso e a chiarire cosa sia realmente accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il medico legale. Dopo il recupero della salma, il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I primi rilievi alimentano i dubbi sulla dinamica. Gerlando Brucieri presenterebbe infatti fratture al cranio e il suo corpo sarebbe stato trovato in una posizione ritenuta incompatibile con una semplice caduta da un'altezza di circa 3 metri. L'ipotesi iniziale di un malore improvviso perde quindi consistenza, mentre prende sempre più corpo quella di un incidente sul lavoro. Saranno adesso gli accertamenti tecnici e soprattutto l'esame autoptico a cercare di dare risposte e fare piena luce su una tragedia che al momento resta ancora tutta da chiarire. Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia Postale con arresti e sequestri in tutta Italia. L'indagine è coordinata dalla Procura di Catania. Tonino De Mana. 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, tra cui Catania ed Enna, ed oltre 100 operatori della Polizia Postale impegnati. Sono i numeri di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile anche con bambini abusati in età infantile. Gli indagati, tutti uomini, sono di varie estrazioni sociali, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti ed operai di tutte le aree geografiche italiane e hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. Il materiale sequestrato, fa sapere la Procura di Catania, è al vaglio degli investigatori per ulteriori approfondimenti, anche a carico di soggetti ancora ignoti, nonché ad identificare le piccole vittime. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. A Palermo nuove cartoline contro i boss scarcerati, imprenditori e cittadini si ribellano al pizzo. A Carini c'è stato un incontro con l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio. Marco Gullà. Ieri centinaia di cartoline adesive rivolte ai boss scarcerati erano apparse a Palermo nel quartiere Uditore Passo di Rigano, oggi invece a San Lorenzo, Roccaforte, del mandamento del clan mafioso dei Lo Piccolo, sempre con la stessa scritta. Ai boss condannati per mafia e scarcerati, bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere. Una ribellione verso il racket da parte di imprenditori e cittadini. E proprio di intimidazioni e pizzo si è parlato in occasione di un incontro al Consiglio Comunale di Carini, convocato su iniziativa dall'assessore regionale attività produttive Edi Tamaio. Al centro del confronto le forti preoccupazioni causate dai recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive, tra cui l'azienda di Tommaso Dragotto. La battaglia contro la criminalità organizzata è anche prima politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione, soprattutto visto che viviamo un momento di grande attrazione dal punto di vista commerciale, dobbiamo continuare senza limite alcuno. Breve pausa, andremo a Catania dove è stato dedicato un murale nel quartiere di San Cristoforo, dedica proprio alla patrona Sant'Agata. A Catania il murale dedicato all'estasi di Sant'Agata, l'arte fa rinascere San Cristoforo, gli angeli custodi, inaugurato anche un campetto di calcio. Sentiamo Tonino De Mana. San Cristoforo e gli angeli custodi rinascono attraverso l'arte, la bellezza e la memoria che diventano responsabilità. Dal murales dedicato a Giovanni, Riccardo, Lorenzo e Benedetto, detti i Picciriddi, assassinati per mano di Santa Paola nel 1976 in via Gramignani, all'estasi di Agata, opera realizzata tra le vie Madonna dell'Aiuto e Naumachia. Quest'angolo poco tempo fa era adibito a discarica sotto lo sguardo indignato dei turisti. Per noi è importantissimo che ovunque ci sia la nostra Sant'Agata, qui è rappresentata l'estasi di Agata, e riuscire a togliere spazi
per rifiuti, per qualsiasi cosa di questo tipo, è fondamentale per tutta la città. Una rete di solidarietà ha permesso la realizzazione del murales con i consiglieri di municipalità che si sono autotassati. Il primo municipio si è autotassato per poter realizzare quest'opera, appunto per regalare questo segno di civiltà al centro storico. E il sindaco Enrico Trantino ha dato il calcio d'inizio ed inaugurato il campetto di calcio in largo Don Puglisi, opera inserita nel piano nazionale di interventi di riqualificazione sociale destinato ai territori ad alta vulnerabilità, cosiddetto decreto Caivano. Da qui deve partire il progetto di rilancio, perché quel che ha detto quel bambino dobbiamo custodirlo noi, deve essere anche l'imperativo per i cittadini di San Cristoforo rispetto a tutte le strade del quartiere, rispetto a questo quartiere che ha delle potenzialità meravigliose. Un calcio alla dispersione e tanta voglia di divertirsi. Sei pronto a segnare in questo campetto? Ovvio. Quanti gol vorrei fare? 2-3. Presentato il festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, una festa che esprime il senso di una comunità, ma che è diventata anche un brand riconosciuto dai turisti, occasione di rinascita, dice l'arcivescovo Lorefice. Lorena Dolci. Racconta da 402 anni il legame tra Palermo e la sua patrona, intrecciando tradizione e devozione e nuove forme di spettacolo. Al centro il grande carro firmato dall'archistar Mario Cucinella, che parlerà di emergenza ambientale e sorprenderà i palermitani con una santuzza in 3D e farfalle di luce che fluttuano attorno a un giardino mediterraneo, una sorta di paradiso terrestre. Una festa che intreccia il miracolo della liberazione dalla peste con i mali del nostro tempo. Un senso comunitario della vita, di corresponsabilità, perché possiamo avere una rinascita. Vorrei proprio sottolineare il fatto che c'è bisogno di una rinascita dell'interiorità, una rinascita della coscienza. L'obiettivo dell'amministrazione è quello della inclusione, è quello del superamento delle disuguaglianze. Questa è l'implorazione che la città ancora una volta porta ai piedi di Santa Rosalia. Il festino di Santa Rosalia non è solo un corteo sempre nuovo, ma anche un fitto calendario di appuntamenti dal 10 al 15 luglio, con spettacoli, concerti, rappresentazioni storiche. La festa più amata dai palermitani, ma diventata negli anni attrazione turistica. Per la sua carica di suggestioni coinvolge anche gli stranieri, i visitatori che vengono qui nel periodo appunto di luglio, e oggi diventa il 14 luglio una data che tantissimi mettono in agenda proprio per vivere il festino. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania che si avvia alla nuova stagione. Eccoci al calcio, il mercato del Catania sta per entrare nel vivo, oggi la presentazione del DS Varrà, da domani dopo le visite mediche la prima fase del ritiro al Massimino. Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Beters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varrà e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso Barletta, in partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio, e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa, anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone.
Prima di chiudere un'ultima notizia dall'ANSA. Da ieri non si hanno più notizie di un bagnante uscito in mare a Gela con una canoa. I militari della Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine hanno fatto partire le ricerche le attività sono ancora in corso questa mattina con l'impiego di mezzi nautici e aerei. La canoa è tornata a riva, ma dell'uomo ancora nessuna traccia. Ci fermiamo qui, la prossima edizione alle 14, vi lascio alla rassegna stampa oggi con Orazio Longo, grazie per l'ascolto e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.